Buonasera e benvenuti al Ciriaci per l'ottava giornata di Serie A2 della Lega Calcio 8. Si affrontano lo Studio Cesaroni contro la Falegnameria Colangelo. In avanti la Falegnameria Colangelo con Esposito. Esposito punta alla difesa, Esposito 1 contro 1, tiro, respinta del portiere. Studio Cesaroni davanti con Bastianini, c'è fallo, dice l'arbitro, calcio di punizione. Calcio di punizione battuto da Bastianini. Tiro ed è il vantaggio dello Studio Cesaroni, 1-0, ha segnato Alessandro Bastianini. Bastianini porta avanti il pallone, un rimpallo favorisce la Falegnameria Colangelo con Romanazzi. Romanazzi, tiro, pareggio, ha segnato Romanazzi, gravissimo errore della difesa dello Studio Cesaroni. Palla fuori aria per Bastianini. Bastianini si accentra. Bastianini, Carcagnolo in mezzo. Carcagnolo, respinta del portiere. Ancora Bastianini, miracolo del portiere. Rimessa laterale per la Falegnameria Colangelo. Spiovente in aria, colpo di testa, parata del portiere. C'è un rimpallo e alla fine il pallone capita sui piedi di Fiorini, che riporta in vantaggio la Falegnameria Colangelo. Gol rocambolesco da parte degli ospiti ed è 2-1. Avanza lo Studio Cesaroni con Varani. Varani porta palla sul vertice destro dell'area di rigore. Varani, palla in mezzo al lato di Carcagnolo. Bonforte, palla per Bastianini, un rimpallo favorisce Varani, palla al lato, errore clamoroso. Bonforte, Carcagnolo, Carcagnolo, sinistro giro, fuori. Bastianini allarga sulla sinistra. La palla in mezzo, colpisce il palo, clamoroso, e poi spazza la difesa. Cerca di ripartire lo Studio Cesaroni con la palla che viene intercettata, ma l'arbitro fischia e finisce qui. La Falegnameria Colangelo vince 2-1, gol decisivo di Fiorini che dà la vittoria alla squadra ospite. Più che sperati, speratissimi, perché abbiamo fatto dei cambiamenti e poi soprattutto sono rientrati elementi che mancavano da molto tempo, quindi ci hanno dato una mano. L'impegno è stato concreto sotto tutti gli aspetti e poi le polemiche lasciamole a chi vuole fare le polemiche, noi non lo vogliamo fare, ecco.